Oggi andavo la pacchera, ma la pacchera fu una beveruna a migliara. Paccheri con melenzane, provola, finto ragù e ho fatto una tiana di polpettine, ok? Mi ha preso a me, via di carta e penna. Le polpettine voglio le ho fatte in due forno, perché fa troppo capra. Ma ho avuto a mia pacchera, però io prendo questi qua della Russo, della Cicciano, perché per me sono i meglio, rimangono belli calluso. Calluso in napoletano significa belli al dente, ma può pure significare bella, toast, ingerata. Come sta provola. I paccheri sono pronti, mo ci metto un po' di basilico fresco tagliato in mano, un varie cuppine di mestoli di finto ragù. Il finto ragù, ragazzi, non è altro che le poche sarzulelle fatte con la cipollina, un po' di vino bianco e da tirare e da cuocere un po' di più di un zucchetto normale, ma da cuocere un'oretta. Poi ci buttiamo le melenzane, il carburito, un bello, la provola, faccio tagliare a datine, pochi parmigiani, abbondate, basti però chiuso perché si ci mettete sul trovato e faccio un misca francesca. I polpettini pure sono pronti e ci vado a buttare dentro e mi faccio una bella miscata. Ecco qua, vedete com'è bello, guardate, saporito. Ora ci metto un bel cupino di salsa dentro la placca, così, ci vado a arrivare, ci vado a buttare tutto quello che avevo preparato. Ora tutto il resto del finto ragù che è rimasto ci butto per coppa così, bello, tinitini, michini salsa. Infine un'altra bella grattugiata, una bella pasta di parmigiano, che si fa che la bella crosticina croccante, la coppa che a me mi piace. E adesso in forno. Ecco qua, 30 minuti a 175 gradi. Ecco qua, è pronto. Assaggiamo. E mo' buon appetito a tutti quanti.